Il mio pensiero va ai lavoratori di Borgo Valdebuna e quelle zone preoccupati per il loro futuro lavorativo. Di fronte ai loro assillanti problemi mi unisco ai vescovi e ai parroci del territorio, esprimendo la mia vicinanza. Un sussulto e un'emozione profondissima per le parole e la preghiera invocata dal Santo Padre per i lavoratori di ACC e Ideal Standard. Nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare, eppure è accaduto. Al termine dell'udienza generale del mercoledì, durante la quale il Papa ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi dedicato a Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, in 50 secondi Francesco ha lanciato un appello per la salvaguardia dei posti di lavoro di Borgo Valbelluna. Rivolgo un accorato appello affinché in questa situazione, così come in altre simili che mettono in difficoltà tante famiglie, non prevalga la logica del profitto, ma quella della condivisione equa e solidale. L'eco delle parole del Papa è arrivato in sinistra Piave quasi simultaneamente, suscitando fortissima commozione per il sostegno della Chiesa tutta, già scesa in campo sabato scorso alla manifestazione di Melle con i vescovi Marangoni di Belluno Feltre e Pizziolo di Vittorio Veneto. Un messaggio estremamente significativo che rappresenta un'ulteriore spinta a lavorare per la ricerca di soluzioni concrete che possano garantire il futuro delle aziende e la stabilità occupazionale, dichiara in una nota il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Speriamo che il commosso appello del Papa convinca chi ha in mano il destino di ACC e Ideal Standard, afferma l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Il richiamo nobile e appassionato del Papa mette un sigillo all'impegno delle 3 sigle sindacali di categoria, FIOM, FIM e UILM, che ringraziano il Santo Padre. Al centro di ogni questione lavorativa, ha affermato Papa Francesco, va sempre posta la persona e la sua dignità. Quando non si guadagna il pane, si perde la dignità. Dobbiamo pregare tanto per questa gente.